puntato la pistola, stai zitta perché sparo. E poi l'ha tolta e quel calcio. È ancora scossa la signora Vittoria, 70 anni, quella che lei e suo marito Giancarlo, 73 anni, hanno vissuto sabato scorso, difficilmente la scorderanno. Sono le 14:15 quando una persona suona al civico 259 di via Villa Boion, racconta l'anziana. E io ho aperto, il mio cagnolino ha abbaiato e mi dice: c'è Andrea. Come mi dice così, mi ha spinto, è venuto dentro e è andato sopra addirittura. Ha rovesciato tutto. Nemmeno il tempo di capire cosa stava accadendo e pochi secondi dopo alle sue spalle arriva il complice. Dietro c'era uno, si vede nell'angolo della casa, è venuto dentro, mi ha tappato la bocca, mi ha puntato la pistola, mi ha rotto la testa, vede qua. Il sangue le ricopriva la testa, era per terra, la botta sulla fronte, quella mano stretta forte sulla bocca per non farla parlare. Il marito, malato, spinto e chiuso nel bagno, dove lo stesso voleva fare con lei, ma si è opposta, le fanno ancora male le braccia. Fa fatica a dormire alla notte la signora Vittoria, nella sua testa rivive quei momenti di terrore. Al minimo rumore si risveglia. Il marito, ex custodio in pensione, tiene una pistola in casa, ma non ha avuto il tempo di pensare, reagire, e forse è stato un bene. E mi dico, questa è una giapponese mai per sparare. E ancora qua a portata di mano. 70 e 73 anni, due anziani tranquilli, una vita modesta, in un'abitazione che non dà certo nell'occhio per lusso o ricchezza. Eppure i ladri, sembra un italiano o uno straniero, non è la prima volta che la visitano, questa è la quinta volta in 3 anni, solo un mese fa, l'ennesimo tentativo. Un mese fa, giusto sabato, sono venuti qua. Hanno rotto i vetri, per fortuna un amico qua ha visto sopra e ha detto: cosa fai? E sono scappati. Per me erano ancora quelli. Questa volta però il colpo è stato particolarmente fruttuoso. I banditi probabilmente sapevano cosa e dove cercare. Dopo aver messo a soqquadro le 2 camere da letto, hanno puntato una botola che porta al sottotetto, dove la signora Vittoria aveva nascosto 2 barattoli con dentro i soldi dell'eredità della madre, soldi che avrebbe dovuto portare in banca. Oggi rimane la paura e il terrore difficile da cancellare. Non le auguro a nessuno, a nessuno.